Amici del futsal, ben ritrovati dalla Palacicogna da parte di Pietro Mazzara. Came Treviso e CDM Futsal si giocano già la sesta giornata, 3 punti pesantissimi per le loro ambizioni di classifica. È iniziata la partita. Sutton prova a cercare l'isolamento. Sutton calcia! Politano a dire di no. Sul punto di battuta, altro pallone scodellato fuori per Giapa, che non trova a sua volta lo specchio della porta. 13:35, ancora da giocare, 0-0. Butabusi prova a guidare lui la transizione. Ricci libera il sinistro, Pietrangelo salva la Came qui. Qui ancora la Came che prova a passare con Gargantini. Che occasione per la Came. Qui perde il pallone però la Came. Allora Ricci prova a liberarsi col sinistro. Pietrangelo bravo. Murillo la gioca corta. Ancora Murillo. Pallone che taglia tutta l'area di rigore. Non trova Maltavolo sul secondo palo. Qui rivediamo il sinistro che taglia tutta l'area di rigore. Che bucata da parte di Maltavolo. Invitato alla pisata. Sutton in bucata. Non arriva il colpo di testa da parte di Azzoni, che aveva girato alle spalle della difesa della CDM. Altissima la pressione. Ortisi regala il pallone con Politano che dice di no a Donin. Parata sicuramente molto importante qui del portiere della CDM. Buona la giocata di Ortisi per Baklanov, che cerca di mettersi in proprio. Vada da Silva. Bravo Pietrangelo qui. Dritto per dritto, bravo Politano. Pietrangelo prova a rigirare la Came sul secondo palo. E arriva il gol da parte di Antoniazzi a 0-0:47. Ripartenza mortifera della Came Treviso, 1-0. Ha segnato Giancarlos Antoniazzi, che dunque chiude bene il secondo palo. Gargantini calcia forte sul secondo palo. Antoniazzi batte Politano, si sblocca la partita, 1-0. Sarà la CDM a muovere il pallone da destra verso sinistra, con Ortisi che la gioca subito all'indietro. Donin. La grande giocata qui da parte di Giappa Vieira. Intanto il pallone imbucato dentro l'area di rigore. Che occasione qui per la CDM. Non può andare da Silva in un imbuto. Riesce a far passare il pallone per Ricci sul secondo palo. E arriva il pareggio della CDM con il gallo di Augusta, Andrea Ortisi. 15:06 la pareggiata della CDM. Rivediamo tutto. Grandissimo assist di Ricci che trova Ortisi sul secondo palo. E da lì è un gioco da ragazzi per il 4, arrivato a fari spenti. Ancora Ricci. Il portablocco Butabusi calcia Ricci. Non ne finisce fuori della CDM, scusate. Intanto Sutton. Che occasione per il 10 destro, cercato da Giappa, che non passa. E attenzione a Ricci che mette il mirino sulla porta. Calcia. Che occasione per la CDM. Poi arriva il fallo. Giocata corta su Ricci. Passato forte da Giappa. Attenzione che qui c'è il sinistro. Che occasione per la Came. Allarga il gioco. Prova a passare qui senza fallo. Attenzione alla ripartenza guidata da Guga. Occhio al pallone a 3. Il gol della CDM che passa in vantaggio. Primo vantaggio nella partita della formazione ospite. Ha segnato Giovanni da Silva. Giocata a 3, Giovanni da Silva con il destro. Vediamo se stringe con la piramide spagnola la Came. Antoniazzi di tocco verso Donin. Bravissimo Politano. Elettricità a 1000 perché ci sono in palio 3 punti pesantissimi. Antoniazzi, Sutton, palla in angolo. Bravo Politano su Giappa. Allora laterale ancora per la Came. Donin. Va da Antoniazzi sul secondo palo. Salvataggio della difesa della CDM.
Antoniazzi. Ancora Antoniazzi dentro per il 10 che lavora tra le linee per creare una variazione. Ancora Sutton. Attenzione Politano che calcia. Ultimo assalto della Kame. Antoniazzi per Donin. Pallone che si alza. Attenzione alla Kame con Sutton che calcia sulla sirena che suona adesso. A posto così. Colpo grosso della CDM Futsal che vince al Palacicogna e batte per 2-1 la Kame Treviso